Gemona ha vissuto la fase del terremoto e post-terremoto. Lei ritiene che sia una fase ormai finita, conclusa, nel senso che non c'è più altro da dire riguardo a questo evento che è stato vissuto da gran parte del Friuli? Beh, allora io sono nato a Gemona in maniera del tutto casuale, per il puro e semplice fatto che un paio d'anni prima che io nascessi, Gemona, con l'ospedale, ha aperto il reparto di neonatologia, e per cui prima si nasceva in casa, poco prima che io nascessi nasceva in casa, quindi una circostanza proprio dettata dalla casualità. Per quello che concerne il terremoto, sì, io direi che sia una fase conclusa, ma bisogna intendersi su questo aspetto, dal punto di vista materiale, dal punto di vista, si può dire che si è esaurita quel sovvertimento che ha provocato il terremoto. Poi entriamo nel particolare no? Definendo che cosa le implicazioni di questo sovvertimento. Per chi però era bambino e l'ha vissuto, bene, quei bambini io credo che siano attraversati da una faglia di precarietà, un senso di precarietà. Mi spiego. Tu sei un bimbo, vivi questa esperienza tremenda di terrore autentico, profondo. Prima questa cosa non c'era, dopo c'è, e di colpo magari tu perdi un genitore, perdi un fratello, Per cui ecco, io credo che in questi bambini io l'ho vissuto bene, perché abbiamo perso la casa, ci sia la percezione che tutto può cambiare da un momento all'altro e che le forze della natura sono talmente grandi, che sono capaci di sovvertire veramente le nostre vite minuscole. Quindi c'è quel senso che credo prosegua e proseguirà fino alla fine dei giorni, perché sono ricordi che rimangono incancellabili nelle coscienze dei bambini, soprattutto che hanno vissuto quell'esperienza. E questo è un punto. Sovvertimento che cosa vuol dire quando parlo di sovvertimento? Bene, con il terremoto che colpisce il Friuli nel 76, molte aree, soprattutto dell'Alto Friuli, che erano aree depresse, entrano di colpo nella modernità. Una civiltà contadina, artigianale, fondata su certi ritmi, su certi atteggiamenti e posture esistenziali, come ho detto prima, viene spazzata via nel giro di un minuto. Dopodiché entra la nuova civiltà con il denaro, no? Adesso abbiamo l'esito finale che questa orribile teoria di ipermercati, capannoni che costella Viale Tricelli, no? Ecco, questa cosa, l'esaurirsi di una civiltà contadina artigianale, noi l'abbiamo vissuta di colpo, e al contrario delle altre regioni, in cui gli esponenti di queste culture si sono trovati in un'altra civiltà attraverso un progressivo scemare del mondo dal quale provenivano. Quindi si sono trovati quasi senza accorgersene. Noi ce ne siamo accorti. Come? Ecco, per cui in questo senso il sovvertimento anche delle coscienze. Diceva padre Turoldo che quando la ricostruzione fu avviata così brillantemente, così che le case sono state ricostruite, adesso bisogna ricostruire le coscienze dei friulani. Bene,
questa coscienza credo che non sia stata più ricostruita. Ecco. E chiuderei.